Istellamea è uscito a febbraio del 2025, ma non è la sua prima, diciamo, pubblicazione. La prima pubblicazione c'è stata nel 2020 col titolo Rechella, che poi è il nome della protagonista di questa storia, e ora naturalmente a febbraio 2025 esce con una edizione più fortunata, quella Giunti, che gli ha permesso di distribuirlo in modo capillare in tutto il territorio e di fare molte presentazioni. Per questo è molto conosciuto, è una storia che effettivamente è piaciuta tantissimo, e poi l'autore ci spiega un po' come mai questa scelta di riproporlo. Io vi presento i relatori. Stasera mi accompagna Marilena Lunesi, che aveva presentato anche 2 anni fa in NN, che farà la coordinatrice a questa serata, e ringrazio Diego Carlo per avermi proposto la presentazione, Bachisio Bandino come scrittore antropologo, ma soprattutto come amico di Ciriaco qui presente. Naturalmente ci sarà il momento del dibattito. Vi chiedo naturalmente cortesemente di comunicarcelo magari con un'alzata di mano, perché vi chiedo anzi di partecipare, soprattutto perché è bello poter aprire un dibattito in modo che si chiariscano molti dubbi di questa storia. Dico la verità, io l'ho letto 2 volte, a me ha lasciato un po' di punti interrogativi, molte cose non penso, forse non le ho capite, o comunque penso di averle capite in modo diverso da altri, perché parlando con tutte le persone che qui in biblioteca l'hanno letto mi sono reso conto che i dubbi ci sono e ce ne sono tanti. Dunque magari le domande possono servire a chiarirci questi dubbi, ma mi piacerebbe anche che la storia non venisse raccontata per intero, perché so che c'è qualcuno in platea che non l'ha ancora letto ed è giusto non fare spoiler. Mi piace salutare, mi fa piacere vedere i ragazzi che stanno partecipando alla presentazione di questo libro, che sono i ragazzi che partecipano a un concorso letterario che abbiamo bandito qui in biblioteca per i ragazzi delle superiori, e li abbiamo calorosamente invitati e sono venuti, spero che siano interessati a questa presentazione. Grazie comunque di essere venuti, auguro a voi tutti una piacevole serata e buon ascolto. Do la parola subito a Marilena. Grazie a tutti per essere qua, grazie a Giussi che mi ha coinvolto e che organizza questo evento, grazie ai nostri amici, bentornato naturalmente a Ciriaco che ci propone una nuova opera di grande successo. Istellamea è il titolo, e inizia come una storia d'amore, diventa un intreccio di vite cupe e finisce con le parole che danno il titolo all'opera, cioè Istellamea, ed è uno sprazzo di luce che irradia alla fine tutte le 374 pagine, che sono un percorso di vita con protagoniste 2 donne, come Ciriaco Fedu ci ha abituato nei suoi libri. A febbraio, appena fresco di stampa, Istellamea, edito da Giunti, conquista subito le classifiche ed è tra i libri più venduti. Viene perfino candidato al premio Strega, che è uno dei premi più prestigiosi in Italia. Tanto successo lo consacra come un caso letterario, un po' perché questo libro viene considerato il romanzo d'esordio dell'autore, e lo è per il grande pubblico dove arriva la casa editrice Giunti, anche se per chi aveva già letto le opere precedenti è, come diceva Giulia, una versione nuova di Rechella, titolo del libro precedente, adesso riproposto con degli inevitabili ritocchi con Istellamea. Poi l'autore ci dirà anche il perché di questa scelta e di questo titolo. È un caso letterario anche per l'età dell'autore, che ha 76 anni, è un'intensa che ha 76 anni, dopo un'intensa attività come manager multinazionali in mezzo mondo, con un'intensa esperienza a Hong Kong, dimostra tutta la freschezza espressiva di uno scrittore solido, uno stile coinvolgente e pieno di fascino, ed è un caso letterario soprattutto per il canovaccio di storie che fanno accostare quest'opera ai canoni del realismo magico. Il romanzo è anzitutto pieno di sardità, al di là dei richiami alla corrente letteraria del realismo magico, che a livello internazionale ci riporta ai grandi narratori del Sud America come García Márquez, Isabel Allende, Cortázar o Borges. Nel libro ci sono anzitutto dei temi ricorrenti della letteratura sarda,
come la vendetta, il destino, le radici, e ci sono atmosfere che un po' ci fanno ricordare le opere di Grazia Deledda e anche il capolavoro di Salvatore Sata, Il giorno del giudizio, quasi a condividere l'eredità lasciata da questi due grandi autori nuoresi capaci ancora oggi di parlare con il mondo. L'opera è un intreccio di storie terribili e forti che abbracciano un arco temporale molto ampio, va dagli inizi del Novecento più o meno agli anni 2000, anche se la storia trainante è ambientata nella Nuoro del dopoguerra. Le storie ruotano attorno a due donne, una con una sensibilità incline all'amore e al bene, e si chiama Rechella, e l'altra che sembra riemergere dai racconti misteriosi di una Sardegna lontana e arcaica, ed è per tutti Iaia. Entrambe hanno una grande potenza verso il lettore, lo interrogano in continuazione con sviluppi sorprendenti che vanno dai grandi temi dell'esistenza come il bene e il male allo smarrimento degli emigrati sardi approdati in Argentina, dalle dimensioni incredibili di una donna che sembra un essere infernale per la sua forza malefica, ai percorsi e alle inquietudini di un'altra donna aggrappata a un amore adolescenziale che mette in moto la sua vita e anche il romanzo. L'opera si apre con l'immagine di un adolescente che vola, ma non è certo l'immagine della leggerezza che esprime una voglia di vivere a colori, gioiosa e fiabesca, come i 13 anni di Martino potrebbero indurci a pensare. L'immagine ci introduce in un mondo dove il male sbuca da tutte le parti, ci porta in una dimensione soprannaturale che si incarna nella vita e nelle opere di Iaia, che per i nuoresi è la nonna. E qui è una donna capace, con i suoi incantesimi terribili, di ipnotizzare tante vittime, che sono persone attorno a lei, comprese le più care, quasi a dire che il male non ha argini. Cuda noi simula de acherostias, non è farina perostia, non devo fare la traduzione ma la faccio una citazione del libro, che è un modo elegante per presentare questo personaggio chiave, che in realtà si chiama Maria Besogus, lo possiamo dire, non è nuorese ma arriva dalla Gallura, meglio da Terranova Pausania, è una presenza demoniaca che dispone la sorte delle sue vittime. Si tiene in casa Martino, che è suo nipote, ma lui, prigioniero di un incantesimo, non andrà molto lontano se non nel cuore di Rachella. Iaia è una donna di ghiaccio, una donna senza sentimenti, ama avere il dominio sugli altri, è perciò pericolosa per la sua capacità di manipolare tutti. Abita in una casa in via Aspronia Nuoro, dove conosce l'arcano mistero di uno spazio buio, protetto da poche parole in latino che identificano i poteri di una surbile, che è la sua vera natura. Si direbbe una strega, che sa usare le parole, ammaliare le persone, farle cadere ai suoi piedi senza scampo. Secondo la classificazione tracciata dagli studi dell'antropologo Raffaello Marchi, che viene richiamata nel libro, la surbile è una figura in vetta alla gerarchia delle streghe sarde. Alla base ci sono le donne che praticano la magia di Sorberbos, frasi magiche per guarire pecore e sopravvivere nel mondo agropastorale. Poi vengono quelle che hanno giù castigu alla nuorese, giù castigu alla vitese, e possono dialogare con l'aldilà e parlare con i morti. Poi ci sono le tine, che sono streghe di un grado superiore, e poi la surbile, che è una donna con poteri straordinari rivolti al male, capace di succhiare il sangue per raggiungere l'immortalità. Ha un rifugio sotterraneo da cui ancora dopo la morte può infettare il mondo con il suo potere malefico. In questo mondo di tenebre Rachella cerca di muoversi e di capire, affidandosi all'amore per Martino. È un percorso complicato, pieno di traversie psicologiche, di inquietudini che la allontanano da Nuoro, per ritrovarsi nella vita da emigrata, prima in Spagna e poi in Argentina. Riesce comunque a reggere l'impatto con i poteri della surbile e a venirne fuori, quasi a dirci che il bene, pur tra mille fatiche, alla lunga può prevalere sulla malvagità. Rachella ha una vicinanza con Vitti, perché il padre è nato qua, fa il pastore nel bosco di Sollitos, poi decide di trasferirsi a Nuoro. Lui forse rappresenta la figura più luminosa del libro,
interprete, cito, di una famiglia allargata a una comunità di animali, dove l'armonia non poteva prescindere dal benessere di tutti. Rachella parla in modo diretto, guida il racconto di tutte le storie e incarna una figura che sembra piena di curiosità sull'onda dell'amore infinito, sebbene incompiuto per Martino, ma in realtà è una figura più complessa per le ossessioni e gli incubi da cui cerca di liberarsi, facendo un'indagine sul campo che ha anche dei intensi risvolti psicologici e la porta a scavare in un mondo di ombre. L'esigenza di giustizia e di libertà e il sentimento di vendetta mettono alla prova il suo percorso di esplorazione del mondo, finalizzato comunque a dipanare il mistero legato alla dinamica incomprensibile che ha intrappolato Martino se l'è portato via, che è la sua stella perduta. Così Rachella cerca di scacciare i demoni che si porta dietro nella sua esperienza di vita e la sua meta che l'accompagna in tutte le tappe del suo percorso, dove si imbatte in tante figure, in storie sorprendenti, tutte traboccanti violenza, odio, vendetta. La sua forza è quella di non esserne travolta, anzi di cercare di guarire da un legame tossico come quello rappresentato da Iaia, di invocare uno riscatto che la tenga lontana da Nuoro, descritta qui come città della disperazione e della vendetta, quindi a citare la morte di Martino che sta all'origine delle sue sofferenze. C'è anche un'altra figura vitese trapiantata in Brasile, laureata in medicina a Cagliari, che conosce i quadri di Diego Asproni. Insomma, in questo grande affresco che da Nuoro si allarga al mondo c'è uno spicchio di viti e sono molto curiosa di capire dall'autore il perché di questa scelta. Questo secondo personaggio si chiama Lorena, è un'altra figura tormentata, viene presentata come una dei sardo-mutanti, cioè emigrati con un'identità perennemente alla prova. La sua è una storia tra le tante che si intrecciano in quest'opera tra suggestioni antiche, reminiscenze di tradizioni un tempo classificate come contor dei Coquinzu e come tali spesso lasciate cadere. In questo canovaccio intenso l'autore è abile a mettere dentro tante solitudini, tante trame misteriose, dal libro giallo, con intensità narrativa. Un intreccio ben congegnato ma complesso, da dove emergono figure familiari, richiamate con nome e cognome senza finzione letteraria. Ci sono personaggi di ieri come Sebastiano Satta, il dottor Calamida di Nuoro, il dottor Romagna di Nuoro, Adelasia Cocco, primo medico condotto nuorese anche lei, Monsignor Maurilio Fossati, ma ci sono anche persone di oggi come Gabino Poddighe, che è un attore che è molto noto a Nuoro, o l'artista vitese Diego Asproni, e perfino viene richiamato il missionario Padre Carzedda. Mi incuriosisce anche la scelta di mettere dentro tante trame questi personaggi, poi ci spiegherà l'autore. C'è anche un'altra dimensione di familiarità, che è quella linguistica, che ritroviamo un po' ovunque, dai nomi degli animali come Bilubì, Barigada e Ocrasa, a una serie di espressioni e di parole che ci sono familiari, come lo leggo dal testo, quindi alla nuorese, Pizzichedumeu, Cozzulasa, Mischino, Isperdissiu, Zubardaneri, Zilipirche, Barroso, Mastremurus, Umine, Zilleri, Maria, Mantenesodium, o ancora Izae Anima, che vale ovunque, e poi c'è questa espressione Crasco Chimosu, che viene definita da un personaggio del libro la frase sarda più carica di speranza che io conosca. È senz'altro un modo efficace per dare dignità alla lingua sarda e per guidare il lettore, alimentando la sua curiosità, che finisce con l'ultima pagina del romanzo, quando Rachella trova la pace che cerca. E adesso entriamo nelle pagine del libro con una breve lettura di Giusy. Prego. Mio padre veniva da una barbaccia. Mio padre veniva da una barbaggia interna alla Barbagia, da un'abitazione rurale a 2 passi dal santuario della Madonna del Miracolo di Bitti. Aveva sradicato la famiglia, moglie, 4 figli maschi, una figlia appena nata, io e tutta la stalla, un cavallo, un asino, 2 bui e 2 vacche.
capre, cani e gatti, animali che erano parte indissolubile del suo confine familiare, e le aveva portate in una casa nei pressi della cattedrale di Nuoro. Perché si fosse trasferito e perché proprio a Nuoro bisogna chiederlo ai bitesi, che hanno nei geni questa propensione al disterro, che non è un muoversi individuale, ma una sorta di piccola migrazione biblica. Inizialmente, a partire dai primi anni del Novecento, diretta verso Nuoro, il centro della giustizia, poi invece, dopo la guerra, verso il mare, una parte di essi nella costa est della Sardegna sino a Olbia, un'altra nella lontana provincia di Cagliari. Perché a un certo momento e con largo anticipo avevano capito che all'interno dell'isola si apprestava a chiudersi su se stesso, privo di energia, e che le opportunità sarebbero arrivate dal mare e vicino al mare. I vitesi hanno mostrato infatti un senso di preveggenza economica, e anche mio padre non si era mosso alla cieca. Sapeva bene che la stalla e tutte le attività connesse, il nostro modello di vita ancora sostenibile e condivisa con gli animali, tutto sarebbe finito con lui. E aveva scelto di muoversi verso Nuoro, col sentimento di chi vive l'epilogo di un'epoca intera. I figli, era questo il suo obiettivo, avrebbero studiato al liceo o alle magistrali e sarebbero stati assunti in uno di quei palazzi massicci e con tanti piani, in via la Marmora o in via dei Feno, oppure nelle nuove strade che si stavano spianando sotto la vecchia stazione, in strutture capaci di assorbire centinaia di giovani diplomati per lavori non di campagna. Per questo aveva affittato una casa vicino alla cattedrale, in alto, proprio perché era borghese e aveva un obiettivo. Non voleva mischiarsi con le altre stalle, con i contadini che occupavano il quartiere di Seuna, giù in basso, condannati dal destino. Sperava che una sera, quando Dio lo avesse chiamato, lui avrebbe chiuso a chiave dietro di sé un'esistenza trascorsa con i suoi animali. Oh, li amava e come, per avviarsi verso la fine con un groppo in gola, ma con lo spirito terso, l'animo pulito di chi ha raggiunto il proprio obiettivo. Il quartiere ci aveva presto accettato. Mio padre, oltre ai lavori a giornata, curava gli animali con maniacale pignoleria ed esagerava in generosità, regalando ai vicini latte e ricotta. Mia madre teneva la casa immacolata, i suoi panni stesi erano sempre ordinati, la biancheria nascosta tra le lenzuola. I miei 4 fratelli erano diventati oziosi, ma la mattina presto e ogni sera, sino a tardi, aiutavano mio padre con gli animali. Io, infine, ero la protetta di Iaia, e questo chiudeva ogni discussione. Facevamo parte della comunità di Santa Maria della Neve ed eravamo i Bitesi. Prego, Diego. Procediamo con Diego Carlo. Grazie. Saluto caramente Ciriaco e Batisio, che fanno risuonare il nome di Biti in tanti luoghi mediatici nell'isola e fuori. E ringrazio Marilena e Giusi per il loro contributo a questa presentazione. Sono tanti gli argomenti che in 7 parti e 21 capitoli questo libro apre e tocca, e sono sicuro molti di noi usciranno da qui insoddisfatti, perché abbiamo solo 2 ore a disposizione. Anche riassumere la trama è difficile in così poco tempo, perché la storia è lunga e copre più di un secolo, se contiamo le date di nascita e di decesso dei protagonisti. Ma per l'economia di questa presentazione basta la sintesi che ne ha fatto Marilena. Personalmente mi sono appassionato ai molteplici richiami di Ciriaco alle 2 comunità dove affondano le radici della sua famiglia e dove è ambientata gran parte della storia, ovvero Biti e soprattutto Nuoro, ma anche l'Argentina dell'emigrazione dei sardi per tutto il Novecento e per alcuni aspetti alla Gallura di fine Ottocento e inizio Novecento. Abbiamo sentito dalla lettura di Giusi, che ringrazio, che Offeddu incista la vicenda della protagonista Rachella in una famiglia bitese trasferitasi a Nuoro col suo piccolo capitale di bestiame e di esperienza in campagna, ricca soprattutto di figli. Al padre bitese di Rachella, un personaggio significativo a mio avviso in questo romanzo, come già diceva Marilena, anche se non ha un nome e un rilievo come gli altri personaggi, importante in vita e soprattutto nei sogni della protagonista, sempre prodigo di sentimenti protettivi,
di consigli e di ricordi utili. Al padre, dicevo, l'autore attribuisce saggezza, preveggenza, attenzione, amore e rispetto anche per gli animali che sono descritti e ricordati quasi come componenti della famiglia, ciascuno con il suo ruolo nella storia. E questo avrà un senso nella storia, appunto, per cementare ulteriormente il legame fra la protagonista e la sua casa, che poi andrà venduta e sarà demolita, seppellendo sotto i calcinacci i ricordi e i punti di riferimento affettivi e sociali. Ricorderà sempre Rachel che negli ultimi tempi, a ridosso dell'esame di maturità, il padre la spingeva ad andare via, a cercare nuovi orizzonti, a non fossilizzarsi nella città che stava vorticosamente cambiando aspetto e composizione sociale negli anni 60 del Novecento. Ancora un riferimento forte sull'abito degli anni 60-70 e nella storia di Lorena, ne ha già parlato Marilena, ma una dottoressa abitese che dopo la negativa esperienza affettiva in paese, tarpata dai pregiudizi sociali che ancora governavano i rapporti tra famiglie e individui e soprattutto governavano la condizione delle donne, va a finire nell'interno del Brasile con un'organizzazione umanitaria. A Buenos Aires e a Fortaleza, dove in seguito si stabilisce Lorena, l'abitese aiuta Rachel a riflettere, a riprendere possesso della propria persona, a riprendere razionalità. Molto forti sono i legami con i luoghi. La casa e la cantina di Yaya, la casa e la stalla della famiglia di Rachel, lo stesso cimitero di Salamanca, ma anche il deserto silenzioso della campagna dove il pastore è Dio, e il panorama che si offre alla vista dal costone che si allunga dall'attuale via Aspromonte alla cattedrale, a Nuoro, il Monte Ortobene, il Corrasi, il Supramonte e la valle di Bademanna. E questi luoghi segnano nella storia i punti di partenza e rimangono anche come continuo ricordo e sicuro obiettivo per un difficoltoso ritorno. In mezzo il dramma dello sradicamento, dell'emigrazione, dell'esilio, della diaspora, dei sudistini. Rachel, travolta dal male, spezza con dolore il rapporto con la famiglia e va via dalla città. Sperimenta su di sé il dramma. Proprio nei colloqui fra Rachel e Lorena in Sud America, Ciriaco inserisce un richiamo all'opera pittorica di Diego Asproni, dove la penosa esperienza dell'esilio è rappresentata in atmosfere cupe, abitate da gente piegata e con i piedi scalzi. Immagine dolorosa che incolla una comunità costituita da famiglie quasi tutte segnate dal dramma dell'emigrazione. Non nostalgia, malinconia, saudade, languore, spleen, anche se a un certo punto c'è una lunga citazione di Paul Verlaine, ma un vero amarissimo dolore, pervasivo dell'esistenza di chi parte e di chi resta. E mi pare di cogliere anche qui i numerosi richiami di Ciriaco al fenomeno dell'immigrazione. Siamo un popolo di emigranti, ogni famiglia ha avuto un suo emigrante, con un carico di sofferenza nel dover andare via, condizione che ha inciso sui nostri caratteri, sul nostro modo di essere, sulle nostre famiglie. Quella di Ciriaco si può definire una vita da expat, e aggiungo, per la vastità della cultura e per il suo approccio al lavoro e ai problemi, è un cittadino del mondo, quindi è emigrante molto particolare. Certamente ha passato molto tempo fuori dalla Nuoro in cui è nato e proprio per questo nel suo romanzo, nell'intera sua opera, quello sguardo da fuori, quella non frettolosa lettura a distanza gli consentono da una parte una grande dose di obiettività di giudizio e dall'altra la possibilità di esaminare tutti gli elementi costitutivi della società nuorese, elementi fisici, tangibili, ma anche elementi psicologici e trascendenti e soprannaturali. Non dimentica Ciriaco la vita che gli è stata raccontata dal nonno omonimo, la vita che ha vissuto e che ha visto intorno nei suoi remoti anni nuoresi, e coglie con talento e passione la magia del luogo natio, la vita quotidiana intracciata con superstizioni e leggende,
ed estensioni al soprannaturale. Pure se la vicina cattedrale e i palazzi di giustizia incombono con censure e divieti e un forte richiamo alla concretezza. Dal primo amore dei 13 anni ai giorni belli con Martino, al rapporto forte con la nonna di Martino, Iaia, che prima è una perfetta padrona di casa, ospitale e anfitriona, poi comincia ad attirare su di sé voci sempre più frequenti che sia in effetti una surbile, una strega che distilla il male e lo propaga, prendendosi l'anima delle persone. Iaia in questo romanzo rappresenta il male che espande le sue spire nel tempo e nello spazio, copre almeno un secolo, si espande da Nuoro fino in Argentina con Angela e col possesso della mente e dei sentimenti di Zorufodde e della stessa Rechella. Soprattutto Iaia fa girare intorno a sé gli uomini che compaiono nella storia: il marito Bobore, il figlio Carlo, il nipote Martino e Zorufodde. A tutti impone il suo potere. Il fascino femminile si trasforma via via in un potere psicologico assoluto che annichilisce il marito e il figlio, spinge all'assassinio e alla fuga Zorufodde, stravolge lo stesso Peppe, capo Bardaneri, soprattutto spinge Martino a volare senza ali e a sfracellarsi. È forse lo sforzo di piacere a Iaia, l'esigenza di avere il suo consenso a spingere quegli uomini a perdersi in lei, il suo potere coinvolgente ma che non lascia spazi di autonomia di altre vie di uscita. Di questi rapporti i vecchi vitesi dicevano te ne picca su uomini su malo. Ma perché insiste così tanto Ciriaco con la Nuoro, crocevia del male, patria dell'invidia e della vendetta, coacervo di varia umanità, dove mi pare che prevalga l'elemento negativo? O questa Nuoro si fatta, che per vari aspetti richiama il paesone, teatro dei ricordi di Salvatore Satta del suo giorno del giudizio, è l'involucro necessario a giustificare tutta la storia di Rechella, che si dipana come una fiaba antica. I giorni belli dell'amore e della natura tenera ai complici, l'incombere del male e delle difficoltà, un lungo viaggio fisico ed esistenziale, i retroscena che vengono alla luce, i colpi di scena, la composizione degli eventi e le scene finali dove il bene trionfa sul male in maniera inconsueta. 2 punti. La chiusura da parte di Rechella del passaggio fra il mondo reale e il covo metafisico della surbile da dove esercitava i suoi malefici poteri. E ancora i marmi e gli arredi cimiteriali quasi dotati di vita propria che risolvono in cimitero il problema della vendetta e della definitiva distruzione della surbile. La fiaba descrive comunque il ritorno a Nuoro dove deve concludersi, per la gran parte, la vicenda di Rechella. La nuova vocazione della nuorese, che raggiungerà una comunità assistenziale in Argentina, dove svolgerà attività di volontariato per il resto della vita, rappresenta la speranza e il lieto fine per una vicenda altrimenti dura e dolorosa. Crasco Chimus è un bello slogan per ripartire, per tutti e in tutti i sensi. Può essere questa storia una metafora, nel senso che l'identità chiama e la vita è una continua tensione verso punti di riferimento sicuri, le radici, la casa e la famiglia natale, i panorami dell'infanzia. Tu, Ciriaco, in questo romanzo volevi tornare a Nuoro e a Bitti, vero? Un attimo di suspense. Risposta tra un attimo dell'autore, adesso lasciamo spazio al nostro Bacchise Bambino. La domanda che mi ponevo è: ma come l'ha costruito questo libro? Come si costruisce un romanzo? Cosa c'ha dentro? Ma dentro c'ha la conoscenza di Nuoro, in buona e in male. C'ha la storia delle nonne, di Frasa Surbile.
c'ha cioè una serie di conoscenze, di racconti, di informazioni, di vissuti che però abbiamo un po' tutti noi. Com'è che invece viene fuori un romanzo che ha una struttura narrativa eccezionale? Io nel panorama della scrittura di romanzi sardi non trovo l'eguale, ma neppure una vicinanza. La robustezza narrativa, cioè la capacità di tessere. Tu hai dei figli in mano, come li tessi? Qual è il tuo telaio? E qual è il ritmo della narrazione? Che noi sta a contare gai, gli scrivono fare sotto, ammontonare conto. Si tratta di costruire un tappeto. Quindi il ritmo del battito del piede, del telaio, dà il ritmo di quella tessitura. E ci sono sbagliature. E su conto non torrata. Voi capite che c'è una capacità narrativa eccezionale perché crea una molteplicità di scene. Vedete, se uno scrive un romanzo, come dire, in una struttura temporale continua, prendo un nome del mio romanzo, Ciriaco, e sviluppo la storia di Ciriaco dai 15 anni ai 40 anni. Ho una linea retta con qualche ondulazione, faccio intervenire qualche altro personaggio per non lo lasciare solo, Ciriaco. Lì è facile costruire, come uno diario o una storia che conosciamo, dove è chiaro il processo narrativo. Ma qui no, qui si tratta di intrecciare scene complesse, complesse dal punto di vista dei personaggi, complesse dal punto di vista geografico, Sardegna, Argentina, complessa dal punto di vista delle storie etiche, il bene e il male, complessa dal punto di vista del rapporto norma e magia, come interviene la magia a cambiare i percorsi della normalità. Complessità dei personaggi per cui ciascuno ha una sua prospettiva di sviluppo, per cui lo prende e lo porta su certi punti, su certe svolte e poi lo conclude in una posizione finale ben definita come una scultura. Perché c'è un prete in Argentina che è di Orgoglio, c'è una dottoressa che è di Pitti. Che rapporto ha Rechella col padre? Che rapporto ha con la madre? Capite quanto è complesso? Come fai tu a tenere sempre questi fili, tanti fili di diverso colore, a intrecciare? E a dire che col padre Rechella aveva un rapporto meraviglioso e con la madre no. E che cosa vuol dire avere rapporti con una maga che ti cambia su bianca a nero, su nero a bianco? Cioè, pensateci voi di scrivere per capire. Come tessete questi film? Sono talmente complessi e talmente che a me dà l'impressione di più telai addirittura. Cioè, ciò che io mi chiedevo appena ho letto questo libro tanti anni fa, nella prima, e parlando con lui gli dissi: questo è un libro meraviglioso perché io per doveri professionali come insegnante di lettere devo leggere i libri, ma non avevo trovato uno spessore narrativo così forte. E dunque, conoscendo la Muggia, il nostro nuorese Marcello Foisi e tanti altri scrittori sardi, ma non c'è questa capacità di intreccio riuscito su scene e colori differenti. E poi mi chiedevo anche, ma come fa a elaborare la scena, una scena A, una scena B, una scena C? Come le leghi le scene? Perché nel creare la scena più o meno è monocorde,
l'altra è monocorde, l'altra è monocorde. Ma poi come levi i 3 pezzi di tappeto? C'è una cucitura, è una cucitura raffinata. Insomma, tutti questi motivi mi interrogavano come ha fatto, e gliel'ho chiesto in altre presentazioni, perché mi interessava capire come avviene il gioco dell'intreccio. E i personaggi. Poi il personaggio lo prendi, lo caratterizzi, fai uno schizzo così, però poi come passi dallo schizzo alla figura piena? Come lo contestualizzi questo personaggio? Non è che vive nell'aria, con chi ha a che fare, come levi le relazioni? Scrivendo intendo dire, non pensate così in generale è facile, gli schifate, no, voi pensate alla realtà effettuale, provate a immaginare voi che scrivete un conto però che attacca chi non te lo sconto. Tutto questo mi ha portato ad una riflessione, mi chiedevo, è un grande costruttore di romanzi, cioè ha fatto scuola, ha imparato a scrivere. C'aveva sì il suo materiale di conoscenze, di tesi, nuoresi e di eredità, provenendo da famiglie di persone di cultura. Ha respirato quell'aria di Nuoro, che è l'aria di Salvatore Sata, soprattutto nel romanzo, perché ci sono tutti i luoghi di Salvatore Sata, i luoghi fisici della cattedrale, del Salamanca, il cimitero, delle cose, dei bar, delle vie. C'è il mondo di Salvatore Sata e c'è anche questa cupa visione di Sata, con una differenza sostanziale, che le figure femminili di Ciriaco Fredo sono belle, sono tutte le figure più belle, sono tutte femminili. I suoi romanzi sono tutti al femminile, mentre in Salvatore Sata, la donna, esiste Cavallucchi sul mondo. Cavallucco, se non la dite. Invece il Ciriaco ha questa passione femminile. Una volta gli ho fatto una domanda cattiva su questo, ho detto, ma questo film, come mai sono intratta in coro, in mente tua, io devo andare rincorpo su, una magia. E appunto è difficile caratterizzarli diversamente. Per esempio, i colloqui, le chiacchiere. Sarà ragionata al vedere che ella con loro, due bitesi in argento. Voi immaginate, 2 bitesi in argento. E italiano, come sono differenti, perché ella è una fedele all'amore adolescenziale, è rimasta sempre fedele a Martino. Ha avuto esperienze marginali con altri, amori di cui non si rimedia mai e che ti condiziona anche nell'elaborazione psicologica tua in riferimento anche all'altro sesso. Lorena invece è una donna libera, non trova abiti la sua libertà espressiva anche a livello della sessualità e si incarna in un mondo in un bel libera e continua ad essere su questa linea psicologica sua. Ciriaco riesce a caratterizzarla ulteriormente confermando ed elaborando questa sua tendenza ad una espressività di vita chiara, forte, sicura, anche a livello sessuale, come esperienza di vita, senza inibizioni e senza moralismi, senza blocchi di tipo sovrastrutturali che vengono da altre ideologie o religioni. Ecco una caratterizzazione specifica. Questi tipi psicologici non sono tipi nei romanzi di Ciriaco, sono proprio elaborazioni psicologiche caratteriali
come di che bitorra, ogni tanto poi aggiungo, poi inizia a essere una persona come una statua che tu puoi osservare e girare da intorno. No? Ecco, tutte queste sono cose difficili perché tu unisci l'architettura, cioè la costruzione architettonica del romanzo, che è un'architettura complessa, ricca, abbiamo detto, di scene, di personaggi, di visioni del mondo. Poi devi fare l'architettura di interni, gli altarini in questa creia. E sul banco, sono i gente che vanno a applicare, e dei crocifissi, delle statue, dei sentimenti, delle preghiere, delle paure, delle richieste, delle richieste di grazia, degli esaudimenti e degli egesvoti. Come fai a costruire un tempio così complesso? E ci vuole abilità. Perciò è un grande autore. Ed io ancora lo presento a raccontarci, oltre alle domande che gli sono state fatte, appunto di spiegarci un po' come fa ad avere questa ricchezza di tessitura e di cucitura e di pittura del tappeto. Grazie. Ciriaco, è arrivato il tuo momento, dopo tante domande, prego, dacci qualche spiegazione. Allora, prima di tutto non voglio parlare del libro perché il libro a questo punto non è più mio, nel senso che un libro va definito è un libro del lettore. Il lettore ne estrae delle cose, ne estrae dei sentimenti, ne estrae delle percezioni, delle suggestioni, quello che è, o delle critiche. Io ascolto con grande attenzione Bacchilio Bandino perché veramente con lui imparo sempre tantissimo, anche il fatto di sentire che un libro piace a Bacchilio, come piace a Diego, per me è la cosa più importante, nel senso il libro è già passato dall'altra parte, io non ho più il possesso di questo libro. Quello che posso dirvi è questo, che la letteratura, e qui io sempre distingo la letteratura dalla narrativa, noi ci stiamo abituando purtroppo a una mediocrità spaventosa, perché l'80-90% dei libri che vengono pubblicati in Italia, che poi sono anche libri che se vogliamo non vendono, ma comunque fanno scena, fanno cose, sono di una narrativa molto basilare, molto mediocre. Ci sono pochissimi libri di letteratura in Italia e ci sono pochissimi autori che fanno letteratura, mentre all'estero c'è questa separazione netta tra letteratura e narrativa. Da noi si è preferito abbassare tutto e quindi adattarci in una mediocrità che sta diventando pesante. Allora, un libro richiede prima di tutto un senso di responsabilità verso la gente, verso chi legge, che per me è la cosa più spaventosa, nel senso io mi sento molto responsabile che uno spenda 20 euro per comprare le boiate che io ho scritto. Cioè per me è una cosa grave, no? Cioè che io dia qualche cosa che non sia perfettamente rifinito, perché io sto entrando a casa altrui, capito? Con un mio libro. Questa è una sensazione che questo tipo di rispetto e di responsabilità la pretenderei da chi, per esempio, mi dà un manoscritto, no? E poi mi dice, senti, l'ho buttato giù così, intanto poi tu lo vedi, no, ma scusa, tu mi stai dando qualcosa su cui non ci sei morto dietro e me lo dai a me. Allora tua sorella, me lo dai a me. Perché io chiedo rispetto quando tu mi dai qualcosa. E così, quando scrivo il libro, io cerco prima di tutto di rispettare il mio lettore, fortemente. E quindi ecco perché c'è questa anche generosità, perché la letteratura è generosa.
proprio la differenza, se vogliamo, anche di concetto tra la letteratura e la narrativa, è che nella letteratura c'è una generosità incredibile di storie, di personaggi, di scavo dei personaggi, di intreccio, come diceva Archisio, di pitture, di colori, di sensazioni. Se no, altrimenti scriviamo dei libretti in 3 mesi, scriviamo la solita raccontino, eccetera, ed è finito tutto. Io non riesco quello lì, non riesco a farlo, proprio perché mi sento responsabile di quello che sto facendo. Sto entrando in casa altrui, e in casa altrui entro con le scarpe pulite, dopo essermi fatto la doccia, che deve essermi lavato, eccetera, eccetera. Non entro così come un cane sciolto. Il libro richiede almeno un 50% di ricerche di tutti i generi, sui personaggi, sugli ambienti, perché io devo descrivere un mondo a voi e questo mondo deve essere sostenibile, deve essere coerente, deve essere un mondo che voi riconoscete, magari che vi fa ricordare tante cose che avevate dimenticato, ma che sono dentro di voi, che sono vere, non sono invenzioni. Se io descrivo che c'è, ieri facevo questo lì, che all'inizio, quando ho descritto il ritorno di Pietro a Nuoro, in una delle storie, a un certo punto lui passa per piazza Don Giovanni e vede una balilla, ed era, per me la balilla era, perché dopo la guerra ce n'erano ancora di balille, no? Perché c'erano delle persone che li tenevano, li pulivano le cose, eccetera. Quindi la balilla era la macchina che io immaginavo per diciamo, gli anni 30. In realtà poi, lavorandoci, mi sono accorto che la balilla era da un certo anno in poi, che prima non c'era la balilla. E quindi quando Pietro torna in città non trova la balilla, non è possibile che trovi la balilla non c'era la 504. Questa è una stupidaggine, però questo vi fa capire che se io devo descrivere, come diceva prima Archisio, un ambiente, quindi il crocefisso, questo e quell'altro, una cucina economica, voi ve le ricordate le cucine economiche come erano fatte? Ce le ricordiamo tutti, adesso le cucine sono tutte uguali, sono pensili qua, pensili là, quell'affare lì, eccetera, eccetera. Ma noi avevamo, nessuno di noi, della mia età, dico, è nato in una cucina con i pensili. Ma quando mai? Avevamo un altro tipo di ambiente e questo ambiente qui lo riconosciamo, sta dentro le nostre cellule. Però perché siamo vissuti lì, perché siamo cresciuti lì, no? Con i tegami appesi al muro, con la legna che si infilava dentro la cucina economica, eccetera, eccetera. E quindi, voglio dire, io devo essere capace, se voglio scrivere un libro giusto, di ricreare quell'ambiente, perché io devo creare un mondo, d'accordo? Devo creare un mondo che sia per voi, per il lettore, riconoscibile e dall'altra parte che sia sorprendente, perché altrimenti la storia è importante, no? È importante quello che in inglese si chiama il craft, cioè la capacità di scrivere, e questo si affina leggendo in un certo modo e scrivendo 16 volte ogni capitolo e non 3 volte, 4 volte, 5 volte, per 3, 4, 5 volte non bastano a fare una bella pagina, bisogna scriverle 16 volte. Allora 16 volte iniziamo a ragionare, iniziamo a mordere il terreno, altrimenti no, c'è poco da fare. Cioè chi è lavativo non scriva, oppure scriva stupidaggini, scriva quello che gli pare, il suo diario, il diario della sua famiglia, delle cose. Quante autobiografie vediamo in questo momento? Quante quello che si chiama autofiction, che io scrivo delle mie cose, eccetera. Perché sono le cose di minor resistenza. Io scrivo delle cose mie, sto facendo un po' di diario, sto seguendo un po' l'aria che tira, le cose, i conflitti di identità delle donne, le cose qui. Ma questo non è la vita.
Questa è narrativa di basso consumo, è un bicchiere di vino, una bottiglia di vino che si dimentica domani mattina. Mi bevo questo vino, una bottiglia, finivo e finito. Allora, quando prima, poi finisco. No, tranquillo. Finisco. Quando prima Marilena diceva che ricordo il Grazie della Leda, eccetera. No. Io ricordo un po' Salvatore Sata, perché in Salvatore Sata mi ritrovo. Grazie della Leda mi dà fastidio, perché? Non perché Grazie della Leda non sia grande, ma per la scia che ha lasciato Grazie della Leda. Perché Nuoro era piena di gente, ogni famiglia aveva questo disgraziato, un essere magari malato di testa o che non aveva voglia di lavorare, che lavorava lì, che stava lì a elaborare il romanzo della storia, perché doveva superare Grazia Deledda, utilizzando lo stesso linguaggio di Grazia Deledda, lo stesso vento di Grazia Deledda, gli stessi tramonti di Grazia Deledda e le stesse feste rionali di Grazia Deledda, eccetera, eccetera. Per cui Grazia Deledda ha lasciato in Nuoro una scia che dura ancora oggi, perché ancora oggi le pagine di tanti, adesso non voglio definirli, ma sono delle diane. Allora dico io, ma Dio mio, dopo 100 anni cerchiamo di inventare una forma diversa, per rispetto a Grazia Deledda, non per mistificare o per svilire Grazia Deledda. Non esiste che ancora noi siamo deleddiani, ma questo vuol dire che noi non abbiamo cultura, che non abbiamo vissuto, che non abbiamo guardato attorno, che sia stato nel divano santo Cezzindommo. È così, no? Se vi leggo Canne al vento, poi su Canne al vento faccio la storia della mia vita, ma che vita ho passato? Ma cosa ho fatto? Ciriaco, ma io sono curiosa di capire siccome uno scrive anche partendo dal suo vissuto, non solo per gli altri, certo, pregevole questo grande lavoro di ricerca per ricostruire nella pienezza tante scene, tante storie, ma qual è l'input che ti ha spinto a scrivere questo intreccio di storie? Io noto che al termine del romanzo c'è una nota dell'autore dove c'è un richiamo alla tua nonna paterna che ha vissuto nella casa di via Asproni a Nuoro, dove è ambientato gran parte del romanzo. Allora mi chiedo, c'è un richiamo alle origini, è presente la tua nonna, in che misura è presente? C'è un modo per riscoprire, per ritrovare questa dimensione dell'infanzia? Assolutamente sì, però il discorso è questo, che ci sono delle cose che noi facciamo volontariamente, ci sono delle cose inconsce che vengono fuori. Allora, io volevo scrivere un libro non sulla Sardegna, prima di tutto. Io volevo scrivere un libro sull'amore di una donna, un amore che duri tutta la vita. Com'è possibile che un amore duri tutta la vita? Perché insomma, io sono innamoratissimo di Josetta, da tutta la vita, però è proprio il fatto che non io faccio l'auto, io amo disperatamente Josetta, ma non sono riuscito mai. Allora, li voglio bene come Una sorella. No, molto di più. Com'è che un amore può durare tutta la vita? Come lo nutro questo amore qui? Come faccio a rinfocolarlo ogni giorno? Perché ogni giorno mi tira via qualcosa, no? L'amore c'è sempre una gaussiana, una parabola che a un certo punto inizia a scendere, eccetera. Allora, questo mi interessava molto questa storia di questo genere. Ovviamente, quando poi mi piaceva molto ripercorrere la storia della mia famiglia paterna, d'accordo? Perché mio nonno era particolare, perché mia nonna era molto particolare. Allora, voi pensate, questo bittese con i baffi che riesce a concupire questa donna più alta di lui, magra, ierattica, nobiliare, perché derivava da un'antica nobiltà corsicana, gli Zirolia. Il fratello di mia nonna, che non si è mai sposato, aveva poteri magici, aveva
per le altre cose, un palazzo bellissimo a Sassari che è diventata l'Università di Sassari, perché l'Università di Sassari è stata donata dalla famiglia di mia nonna, come la biblioteca di Nuoro è stata donata da mia nonna come terreno. Questo non si dice a Nuoro perché non si può dire per Tu lo ricordi nel libro. però lo ricordo meglio. E beh, qualche cosa devo anche dimenticare alla fine della vita. E volevo dire questo, quindi come ha fatto questo Bittese, figlio di pastori, eccetera, a concupire questa donna e vivere con lui tutta la vita in un amore incredibile? Tant'è che quando lui è morto nonno Ciriaco, lei è stata 24 anni con lutto stretto, non è mai uscita di casa, sempre vestita di nero per 24 anni. C'era un amore che era incredibile. Allora, è chiaro che se io parlo di un amore, parlo di una casa, perché volevo parlare della casa di Via Asproni, allora il libro si è per forza radicato a Nuoro. No? Era per forza, quindi non potevo, come posso descrivere un mondo che non è quello nuorese, d'accordo? Con tutti i suoi pregi, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue nuance, i suoi colori, eccetera. E quindi è nato lì, però poi non è che rimane a Nuoro, è un libro che va fuori, che parla di altre cose, che va in Libia, che va nei deserti africani, eccetera. Perché la vita è così, perché la vita ci porta di fronte a delle intersecazioni, a delle cose. Una delle domande è questa, che a me sempre ispira molto nello scrivere. Cos'è che a un certo punto della nostra vita ci disvia? Cioè noi partiamo con un'idea di noi stessi e della nostra vita, del nostro futuro, no? Di un certo genere. Poi capita qualche cosa e in realtà non andiamo lì, andiamo da tutt'altra parte, troviamo delle altre persone, delle altre vicende, diventiamo diversi, diventiamo molto diversi da quello che eravamo quando pensavamo di disegnare il nostro business plan, no? la nostra esistenza. Quindi questo discorso di cos'è che ci disvia a un certo punto dalla vita? È la stessa vita, è lo stesso intersecarsi di anime, è lo stesso trovare delle altre persone, le persone influiscono tanto su di noi. E da questo nasce anche la curiosità della persona umana e del volerla disegnare con grande come posso dire, con un processo. Cioè una persona non... Gli americani dicono, tu quando scrivi un libro, nelle prime 7 pagine deve definire Marilena, finito, nelle 7 pagine abbiamo definito Marilena ed è finito. Ma queste sono stupidaggini. Ci vuole una vita per definire una persona, nel senso che questa persona la devo mettere di fronte a delle prove. Il libro mette le persone di fronte a delle prove, allora escono fuori i caratteri delle persone. Il carattere di una persona non nasce perché ci ricamo sopra 3 frasi, nasce perché reagisce a delle vicissitudini come noi, perché io sono diverso da un altro diverso da me, eccetera, eccetera. Perché di fronte a delle vicissitudini, delle cose reagiamo in modo diverso. E questo che fa lo spessore. Però questo bisogna saperlo descrivere. E per saperlo descrivere bisogna morirci sopra. Se non si muore sopra le pagine non funziona. Mi dispiace, non funziona. È questo che fa sì che sia, quindi è muscolare più, non vi crede.